come se l'uva la mangiassimo e basta. Per fortuna la beviamo anche. Per fortuna la beviamo anche, certo. Benvenuti a un nuovo episodio di Artigiani Ritorno al Futuro, il podcast di CNA Veneto. Io sono Giacomo Brunoro e sono qui a Feltre insieme a Nicola Coppe, titolare di Riso Sakè e Fermentazioni. Poi capiremo di cosa si parla. Io inizio con quella che forse è la domanda più spontanea, ed è la prima che mi è venuta in mente appena sono arrivato, Nicola. Come è possibile trovare un angolo di Giappone vero e proprio in mezzo al nostro Veneto? È una bella domanda, una domanda a cui ci sono finito dentro anch'io, nel senso che è stato una serie di eventi collaterali per espandere il nostro progetto iniziale, che era quello della produzione del sakè. Quindi noi prima abbiamo cominciato dal 2020 a produrre sakè e lo vendiamo bene in Italia, in bei ristoranti, però a Feltre non ci conosceva nessuno. Eravamo sconosciuti completamente e quindi questo posto, quindi l'apertura successiva di un'izakaya, ovvero un'osteria giapponese, ci ha permesso di essere conosciuti più sul territorio, ma quello che voglio dire è anche che facendo sakè io mi sono approcciato sempre di più alla cultura giapponese e ho scoperto quanto è fondamentale il collegamento tra la cultura anche quando si beve il sakè, come si beve il sakè, perché lo bevo, questa cosa come è legata anche alla produzione. È come il vino da noi, no? Quanto profondo è intriso nella nostra cultura, altrettanto il sakè può essere intriso nella cultura di un giapponese, quindi per capire non solo la produzione su carta schematica, ma proprio alcuni dettagli che ci permettono di migliorare la produzione vanno vissuti in un'ottica più culturale. E ad oggi il nostro scopo non è solo quello di portare sakè, non è solo quello di fare ristorazione, ma è quello di aver creato un sistema che possa raccogliere una piccola area di Giappone qui a Feltre. Sì, ricordiamolo per chi non lo sapesse, il sakè è la bevanda alcolica tradizionale giapponese, un po'. Sì. Faccio un esempio, magari mi correggerai, la grappa per noi veneti? Assolutamente no, assolutamente no. Allora spiegaci un po' cos'è. Sì, il sakè è un fermentato, okay. Non confondiamolo con la grappa. Il problema è un problema di alfabeti, ovvero il Giappone utilizza uno degli alfabeti che prende l'ideogramma, questi disegni dal cinese, e in Cina il sakè è un distillato. Okay. La stessa cosa in Giappone, o meglio il Nihonshu, che sarebbe il sakè del Giappone, è un fermentato, quindi occupa lo stesso spazio a tavola che occupa il vino in Italia. Quindi è un fermentato di riso. Andiamo da una gradazione alcolica di meno di quella del vino, perché ci sono dei sakè che hanno 7-8 gradi alcolici, sono rari, ma ci sono, fino ai 20 con qualcosa di fortificato, ma nella media siamo esattamente come nell'alcol di un vino, dai 13 ai 16. Ma allora, partiamo anche da dove nasce questa idea, questa passione, perché nella testa di uno che non ti conosce o che non conosce questa dinamica dice era appassionato di Giappone e si è messo a fare il sakè. Invece no. Mi dicevi prima che è il contrario. È il contrario, non sono adesso, posso dire, appassionato di Giappone. Il Giappone, quando lo vai a scoprire bene, è una bilancia, è odio e amore. Nel senso che c'è tanto di bello, ci sono delle cose che noi facciamo fatica a spiegarci, ma lì fa parte della cultura del posto, quindi bisogna imparare a metabolizzarle queste cose. Io non ero un appassionato di Giappone, mi occupavo di fermentazioni alternative, ero un esperto di fermentazioni alternative e quindi mi è stata proposta questa cosa di fare del sakè. E come mai? Perché in Italia la filiera del riso sta in piedi tutta solo perché lo mangiamo il riso. Ok. E è un limite grande, perché è come se l'uva la mangiassimo e basta. Per fortuna la beviamo anche. Per fortuna la beviamo anche, c'è questo cereale importante. E quindi inizi a produrre sakè e scopri che c'è un mercato di fatto, perché
quello che il filo rosso del nostro podcast è proprio legato all'innovazione, a come il mondo artigiano negli anni e nei decenni e nei secoli si è sempre reinventato, è sempre stato innovativo. Alla fine tu, seguendo un percorso tradizionale in un'altra zona del mondo, hai prodotto un prodotto che per le nostre zone è fortemente innovativo. Sì, per le nostre zone è innovativo, assolutamente, però guardandoci intorno non ci siamo inventati nulla, nel senso che la cosa grande e difficile è stata quella di prendere un processo che non era nostro, adattarlo alle materie prime nostre, perché noi usiamo solo riso italiano, Ok. in questo caso tutta la materia prima, non solo il riso, proprio l'acqua, il lievito, tutta la materia prima è italiana, e quindi abbiamo dovuto adattare queste ricette, questi processi tradizionali per cercare di farli che funzionassero anche da noi, Certo. ecco. E sui nostri prodotti e sui nostri palati, per quanto riusciamo a mantenere dei sake molto tradizionali, molto giapponesi, abbiamo anche un sake frizzante. E quindi quello è un'apripista per noi, perché siamo abituati a bere bollicine, quindi Certo. per noi nel mondo del vino si collega molto bene. E soprattutto mi toglie l'idea, il sake è un distillato, no, è un vino infatti. frizzante in questo caso, ci dà quell'idea lì. Ma sappiamo che tra Italia e Giappone c'è un grande amore, i giapponesi ci amano molto, noi amiamo molto la cultura, il cibo giapponese. Hai mai avuto dei feedback dei giapponesi? Cosa ne pensano di questo sake made in Italy, che non so Allora. se per loro magari può sembrare quasi un'eresia o magari li incuriosisce? Sono molto curiosi. Devo dire che da popolo iper tradizionalista, sono molto più interessati di noi, Ah. cioè sono molto più aperti di noi alla contaminazione, a queste cose, sia sulla cucina che ma soprattutto noi vendiamo un sake, che è quello frizzante, lo vendiamo anche in Giappone e le risposte sono estremamente positive. Ad oggi si fa un po' di fatica perché lo yen è molto basso e quindi abbiamo una leva che da noi, considerando il trasporto, l'importazione e tutto, arriva con prezzi un po' pesanti in Giappone. Quindi è sicuramente il momento buono per andare in Giappone a fare i turisti, perché abbiamo una leva molto importante, però vendere è un po' difficile, però l'apprezzamento che c'è dietro la bevanda è molto interessante, soprattutto quando capiscono che lo fai con serietà. Poco fa fuori onda parlavamo di come le fermentazioni non sia un ristorante giapponese ma un'osteria giapponese. Sì. Ci spieghi la differenza? Perché noi siamo tutti abituati a ragionare in termini di food del Giappone, sushi, ma in realtà la cucina giapponese è molto più del sushi. È molto più ampia. Anche il sushi è una categoria di ristoranti, no? Come da noi potrebbe essere la pizzeria. Ok. Noi più che altro siamo un izakaya. Izakaya vuol dire l'osteria, il posto dove vai a bere. Poi noi veicoliamo il sake nell'osteria, nel nostro ristorante, chiamiamolo così, nella nostra osteria, però anche se i piatti principali sono il ramen, principalmente come piatto principale, e poi abbiamo una serie di antipasti come gyoza, i takoyaki, quindi cibo che viene cotto, cibo che scalda il cuore d'inverno assieme al sake, mi permette un bel abbinamento e un bel percorso. Beh, diciamo. l'ideale quindi a Feltre, direi, proprio il Feltre è posto l'ideale, perfetto. sì. Senti, la sfida più difficile, anche dal punto di vista tecnico, per arrivare a fare un prodotto buono, che ti soddisfaceva, qual è stata? È stato un bel casino. Allora, questa è una bella domanda, posso dire, perché io non sono mai soddisfatto, no? Ok, Se no non perfezionista. non ci sarebbe crescita, secondo me. Giusto. Quindi i sake che noi vendiamo adesso sono sicuramente più buoni di quelli che vendevamo nel 2020. E tanti mi chiedono, ma è un metabolismo di un'azienda piccola che cresce, di un processo, penso sia normale. Abbiamo raffinato tanto, abbiamo avuto tante contaminazioni con dei giapponesi che sono venuti qui a fare sake, noi siamo andati di là, quindi abbiamo imparato tanto da questi scambi. Penso che la cosa più che ha cambiato la qualità del sake negli anni sia stato il rispetto della materia prima. Io nasco da birraio e qui da birraio prendi il cereale, lo butti dentro la pentola, il rispetto con cui il lavaggio del riso. Il modo con cui io vado a lavare il riso oggi è diverso da quello con cui lo lavavo all'inizio, è molto più delicato, vado a spaccare meno chicchi e questo
paradossalmente si è trasformato in i dettagli, il processo è rimasto sempre quello, i dettagli fanno la differenza, nel sake molto più che in altre bevande. Ma possiamo dire quindi che il metodo di preparare il sake si avvicina quasi a una ritualità, come noi vediamo spesso Sì. il Giappone che ha questi riti, anche in cui possiamo parlare di ritualità? Assolutamente, il sake è la bevanda più complicata, fermentata, a cui io mi sono approcciato finora. Okay. È il motivo probabilmente per cui sto ancora facendo sake, perché è complicato, Non ti annoi, quindi. è lungo, è molto metodico, quindi nel casino che può essere mio, personale, mi dà dei tempi, mi dà dei metodi e mi obbliga a fare quelle cose. Anche i ragazzi che lavorano con me sanno esattamente che anche se siamo in sabato pieno servizio dell'izakaya, se il koji, che è questo riso che si fa con un micelio, con una muffa, no? Che si va a sviluppare sopra, supera una determinata temperatura, io devo mollare tutto e andare a fare delle determinate lavorazioni che mi costringono a volte a dormire anche qui. Io dormo qui 6-7 giorni al mese, insomma, sì, nella stagione produttiva che ricordiamo è quella invernale. Quindi è proprio un ritmo obbligato, dettato dal prodotto. Sì, assolutamente. Noi non facciamo così tanto sake tutti i giorni. In Giappone, dove si fa tutti i giorni, si vive dentro la sakagura. Cioè, si dorme, si vive, si mangia tutti insieme. Sì. E il cliente tipo, sia per quanto riguarda il sake, che per quanto invece fermentazione, quindi chiamiamola l'osteria, qual è? Il curioso, l'appassionato? Il cliente tipo è colui che non ha mai assaggiato il sake. Ok. O che pensa che il sake sia un distillato, l'ha assaggiato. Sono io allora, no, io l'ho assaggiato. E quindi arriviamo come una sberla in questo ambito di sake, però cerchiamo invece di scaldare i cuori con il cibo, perché il ramen soprattutto ci sembra una cosa molto diversa, ma se abbiamo avuto una nonna che ci ha fatto il brodo, il collegamento è immediato, no? E quindi ci fa tornare un po' a casa, cioè anche con un piatto che arriva da tutt'altra parte del mondo. Ci fa tornare a casa, ci fa dimenticare un po' la velocità, la frenesia. Per fare il sake ci vogliono 2 mesi, 10 giorni di lavoro, è lungo la produzione per arrivare alla bottiglia finita. Per fare il ramen ci vogliono 2 giorni interi, il brodi cuociono 12 ore. E queste cose, secondo me, poi nei piatti e nei bicchieri si sentono. E quindi la lentezza ci fa, in questo mondo in cui abbiamo 15 secondi di attenzione, proviamo a rallentare un po' e riscopriamo, però è molto interessante questo che dici, come un cibo che arriva da migliaia di chilometri di distanza paradossalmente è molto più vicino a quello che appunto magari faceva la nostra nonna, quindi c'è molta comunanza, forse anche qui l'amore tra Italia e Giappone proprio anche sul cibo, loro adorano il nostro cibo, noi adoriamo il loro cibo. Sicuramente può essere interessante. E i giapponesi cosa dicono del tuo sake con le bollicine? Sono curioso, l'hanno assaggiato? L'hanno assaggiato, glielo vendiamo, sono molto contenti, perché lo vedono come un metodo italiano di fare il sake. Okay. Loro sono molto più interessati al sake strano, a quello frizzante, a quello super aromatico che facciamo, perché il tradizionale è il loro modo, è la loro vita e ne hanno tanti chiaramente. Sui sake un po' diversi c'è molto interesse. Allora, proviamo adesso a fare, noi parliamo nel nostro podcast di viaggio nel futuro, proviamo a fare un viaggio nel passato. Incontri il Nicola del 2018-19 e uno ti dice: guarda, farai sake fra qualche anno, cosa gli diresti? Sei un pazzo? Sei un pazzo? Sei fuori? No, stavo facendo tutt'altro, mi occupavo di birra, di consulenza nei birrifici e quindi quello era l'unica via, insomma, che sempre all'interno della fermentazione, però è stata una bella scoperta, diciamo, quella del sake. E allora vogliamo dare un consiglio a un ragazzo, una ragazza che ha in testa magari qualcosa che può sembrare impossibile, tu che consiglio gli daresti? Di non limitare queste cose, non dico vedere se funzionano, perché il sake
5 anni fa, 6 anni fa il progetto che avevamo non funzionava, non avrebbe funzionato, anche perché io per mantenere l'attività di produzione del sake avevo altri 3 lavori. Ad oggi con il ristorante, ad oggi con la crescita che c'è del mercato giapponese del sake in Italia, funzioniamo bene. Posso dire che stiamo funzionando bene e quindi cosa possiamo dire a questi ragazzi? Provateci? Sì, allora io mi sono lanciato, quindi... Senza paracadute mi sembra di capire. Senza paracadute. Sì, no, gli altri 2 o 3 lavori erano un paracadute, sì, c'era, ma sicuramente non avrebbe consentito un atterraggio comodo. E quindi ecco, quello che possiamo dire è se proprio vi piace, vedete che c'è qualcosa che può funzionare, cioè oltre che piacere, è qualcosa in cui puoi fare la differenza, Ok. allora vale la pena lanciarsi. Beh, io non posso che ringraziare Nicola Coppe, ricordo ancora, siamo a Feltre da Riso Sake, dove si produce sake italiano, made in Italy a questo punto, e c'è anche l'osteria giapponese Fermentazioni. Vi do appuntamento a un nuovo episodio di Artigiani Ritorno al Futuro, il podcast di CNA Veneto. Vi ricordo sempre di iscrivervi su YouTube al canale di CNA Veneto o su Spotify di cliccare appunto il follow del profilo di Artigiani Ritorno al Futuro per restare aggiornati su tutte le prossime puntate del nostro podcast. Ciao Nicola e Grazie. ciao a tutti. Ciao a tutti.